Buongiorno, ben ritrovati in un appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Bisogna rivedere i parametri di classificazione delle regioni e prendere decisioni attuabili, altrimenti i cittadini pensano a come eludere le norme invece a come proteggersi dal virus. A dirlo il Presidente della Regione Massimiliano Fedriga in un'intervista al Corriere della Sera. Fedriga di nuovo alla carica con il governo per chiedere di rivedere i parametri alla base della classificazione delle regioni. Altrimenti, dice, il rischio è che dopo i sacrifici, la stanchezza e lo stress di un anno di pandemia, i cittadini pensino di più a come eludere le regole che non a proteggersi dal virus. Il presidente della regione parla in un'intervista pubblicata oggi dal Corriere della Sera. Nel 2020, dopo la provincia autonoma di Trento, siamo stati la regione italiana che ha fatto più tamponi e con l'incidenza di positività più bassa, il 5,4%. Però, dato che facciamo tanti tamponi, abbiamo tanti positivi e restiamo rossi. Fedriga non solo ribadisce la richiesta di rivedere alcuni parametri, a partire dall'RT e dai 250 casi ogni 100.000 abitanti. Nell'articolo a firma di Marco Cremonesi analizza anche le misure anti-Covid dell'esecutivo. La differenza tra oggi e un anno fa, dobbiamo dircelo, è che tutte le misure funzionano molto meno, dice. Il motivo? All'inizio della pandemia le decisioni erano condivise, spiega Fedriga. Ora invece sono prese sopra i cittadini che ora, più che a proteggersi, pensano ad eludere le norme. Alla domanda del giornalista su cosa si debba fare, il governatore risponde: oggi non serve la decisione perfetta, serve la decisione attuabile. E poi aggiunge: se è delegato alla componente scientifica la decisione, mentre io penso che la scienza debba fornire i dati e la politica scegliere. Al Corriere della Sera, Fedriga dice di valutare positivamente il fatto che il governo abbia deciso che, nel caso di miglioramento dei dati in determinati territori, possa esserci un allentamento delle restrizioni. Credo sia l'unico metodo, commenta, per evitare che le regole vengano ignorate. C'è attualmente un tavolo tecnico che è stato chiesto dalle regioni, che sta lavorando e che guarderà attentamente i parametri alla luce dell'evoluzione della pandemia e della campagna dei vaccini. Il professor Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, questa mattina in visita al centro vaccinale di Cividale ha risposto così ai giornalisti che gli chiedevano della possibile rivisitazione dei parametri alla base della classificazione delle regioni. È importante avere più vaccini di tecnologie diverse, ha poi detto. Ogni siero va studiato e abbiamo un sistema di monitoraggio degli effetti collaterali di vaccini e farmaci che risale a molto prima del Covid. Professor Brusaferro, sarà possibile rivedere i parametri per stabilire poi il colore delle zone? Perché questa è una richiesta che viene fatta dalle regioni, anche dalla nostra. Ma c'è attualmente un tavolo tecnico che è stato chiesto dalle regioni, che è stato istituito con un decreto del Ministro che sta lavorando e che guarderà attentamente i parametri alla luce anche dell'evoluzione epidemiologica di quanto sta avvenendo. Oggi fortunatamente abbiamo i vaccini, questo è un elemento che ci fa sperare noi, ma tutti noi italiani, non soltanto, tutti noi anche nel mondo, e questo ovviamente è la sfida più importante che dobbiamo cercare di percorrere. Alla luce di questa è anche importante, abbiamo sempre ovviamente degli indicatori che sono guida, però l'insieme degli indicatori può essere valutato proprio alla luce dei vaccini. Credo che siamo in una fase dove è molto importante avere più vaccini con tecnologie diverse. I vaccini sono uno strumento fondamentale per superare questa epidemia e per continuare a superarla, quindi anche in prospettiva. Quindi più vaccini abbiamo meglio è. Ogni vaccino va studiato, ogni vaccino sappiamo anche che quando viene autorizzato per l'utilizzo nella popolazione ha fatto tutti i passaggi di sicurezza, però è altrettanto vero che siamo in un'epidemia nuova e quindi man mano che procediamo con le vaccinazioni ma anche con l'andamento delle infezioni acquisiamo nuove conoscenze, quindi questo diventano un capitale che ci aiuta a capire meglio come controllare la diffusione del virus. Abbiamo un sistema di monitoraggio degli effetti collaterali che risale molto prima di questo vaccino, che vale per i vaccini e vale per tutti i farmaci, che viene monitorizzato quotidianamente a livello regionale e a livello nazionale. E man mano che, come dicevo all'inizio, emergono delle evidenze, le agenzie regolatorie sono molto tempestive nel comunicare, nel condividere in qualche modo le conoscenze che accumuliamo o che acquisiamo
e nel dare quindi le raccomandazioni connesse. La raccomandazione in questo momento è un paese dove abbiamo una circolazione significativa. Siamo scesi a livello del paese sotto i 2,50, questo è un dato positivo, ci sono differenze tra regioni. L'importante è che quando si vedono segnali di partenza della curva è importante intervenire rapidamente per bloccarla e la sfida però è sempre quella di arrivare a un punto in cui vacciniamo una larga parte della popolazione e questo sarà un aspetto molto importante per bloccare la circolazione. E Brusaferro è stato accompagnato al Palazzetto dello Sport della città ducale dal vicepresidente della regione Riccardo Riccardi, che ha parlato di modello cividale per quanto riguarda appunto le vaccinazioni. Oggi siamo sui richiami, la campagna sta andando avanti in funzione delle dosi che abbiamo e devo dire che il modello che è proprio partito da Cividale sta segnando l'esperienza in tutto il territorio regionale. È un modello che si basa ormai sull'esperienza consolidata delle aziende, dei dipartimenti che si occupano di questo e del sistema di protezione civile, che ovviamente ormai sono una cosa unica nelle attività che abbiamo svolto nel corso di quest'anno. Quindi noi contiamo di proseguire, di accelerare e di sperare di guardare insomma, la luce in fondo a questo tunnel. Dovrebbe tenersi nel tardo pomeriggio di oggi una riunione tra i tecnici dell'Agenzia Italiana del Farmaco e il Ministero della Salute in merito ad eventuali ulteriori indicazioni sull'utilizzo del vaccino anti-Covid di AstraZeneca. Per una decisione tuttavia si attenderà il pronunciamento dell'Agenzia Europea dei Medicinali EMA, previsto entro giovedì, sull'eventuale correlazione tra il vaccino e rarissimi eventi trombotici segnalati in vari paesi. Neve e forti raffiche di vento in Slovenia a ridosso del confine, chiusi dalle 9:45 di oggi i valichi di Fernetti e Rabuise. Tutti i mezzi pesanti in uscita del Friuli Venezia Giulia sono stati deviati lungo l'autostrada A23, chiuso in questo momento anche il valico di Sant'Andrea Gorizia. A causa del maltempo, con forti raffiche di vento e nevicate nel territorio della Slovenia, a ridosso del confine con il Friuli Venezia Giulia, il centro operativo autostradale di Udine ha bloccato intorno alle 9:45 il traffico pesante, ovvero quello dei mezzi con stazza superiore ai 75 quintali che viaggiano in direzione Trieste. Le autorità slovene, infatti, per prudenza hanno chiuso prima il valico di Fernetti e quindi Raboiese. Tutti i camion in uscita dal territorio di Stato dovranno transitare quindi lungo l'autostrada A23. Le condizioni meteo al valico di Coccao nel Tarvisiano sono buone. Nevica invece molto sull'altopiano carsico, è stato attivato il piano neve da parte della prefettura di Trieste. Sono operative le macchine per lo spargimento di sale. Nella nostra regione si registra da oggi un forte calo delle temperature, ma il tempo dovrebbe migliorare già dal primo pomeriggio a partire dalla fascia alpina e su tutta la regione entro sera. Tutti gli aggiornamenti con Antonino Renda. In atto c'è un peggioramento del tempo, del quale avevo già parlato nella giornata di venerdì, un peggioramento del tempo che è dovuto a un velocissimo fronte freddo proveniente dal nord Europa. È un fronte che porterà un sensibile calo delle temperature e anche qualche localizzato episodio di pioggia mista neve o di neve, ma soprattutto su alcune zone. Adesso vi faccio vedere questa cartina. Diciamo che il minimo comune denominatore sarà la bora. Bora che soffierà da sostenuta a forte sulla pianura centro-orientale, forte o molto forte, guardate il simbolo che ho voluto ricalcare, sulla costa, soprattutto sul Triestino, dove le raffiche potranno anche superare i 120-130 km/h. Poi riguardo le precipitazioni abbiamo avuto qualche fioccata in montagna, c'è già in corso un miglioramento del tempo a partire da nord e qualche precipitazione che è più consistente soprattutto sulla bassa pianura e sulla costa. Sarà proprio su alcune di queste aree, più probabilmente sulla fascia centro-orientale della nostra regione, anche in qualche area dell'Udinese non escludo qualche fiocco verso la fine di questo peggioramento, e che avremo la possibilità, come detto, di questi episodi di pioggia con qualche fiocco verso la fine di questo tipo di peggioramento. Qualche fiocco in più potremo averlo sul Triestino, soprattutto sul Carso, dove possiamo anche attenderci qualche nevicata di una certa anche rilevanza per il periodo, quindi anche qualche centimetro di neve oltre i 200-300 metri, ma parliamo del Carso e soprattutto del Carso sloveno.
2 incendi boschivi si sono sviluppati nelle ultime ore e hanno tenuto impegnati a lungo Vigili del Fuoco, Corpo Forestale Regionale Volontari Antincendio Boschivo. Il primo ha interessato la macchia della Val Calda, Taipana, e il secondo spento nel corso della notte sul colle di Susans a Maiano. Si tratta probabilmente di roghi dolosi. Incidente stradale invece questa notte intorno alle 23 a Remugnano di Reana del Roiale, dove il conducente di una Fiat Punto ha perso il controllo all'altezza della rotonda e è andato a schiantarsi contro la tettoia della pizzeria al Collio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la tettoia danneggiata e la macchina. I sanitari hanno trasportato l'autista della vettura in ospedale. Si tratta di un ragazzo di 25 anni della zona che non è rimasto ferito in maniera grave. Raffica di controlli dei carabinieri del NAS di Udine sugli autobus di trasporto pubblico, nelle biglietterie, nelle sale d'attesa e dei depositi bagagli. Ecco che cosa è emerso dal monitoraggio eseguito in tutto il territorio della nostra regione. Sotto la lente, anche in Friuli Venezia Giulia, il trasporto pubblico per quanto riguarda la tutela dei viaggiatori rispetto alla possibile contrazione del virus Covid-19. In questi ultimi giorni i militari del Nucleo Antisofisticazione e Salute di Udine, su direttiva del Ministero, hanno eseguito una serie di controlli in tutti i territori delle 4 ex province. 28 complessivamente gli accessi eseguiti, monitorati 92 autobus, 62 dei quali nella ex provincia di Udine, ispezionate 18 tra depositi, biglietteria e sale d'attesa. Sono state elevate 4 sanzioni amministrative per mancanza di gel a disposizione dei passeggeri. Una riguarda il territorio di Trieste e le altre 3 la ex provincia di Udine. La maggior parte dei controlli ha messo in evidenza come in quasi tutti gli autobus e gli spazi di attesa le norme siano state rispettate. Su tutto il territorio nazionale sono stati controllati 693 veicoli adibiti a trasporto pubblico, 65 in tutto le irregolarità evidenziate. L'attività di verifica è stata supportata anche dall'esecuzione di 756 tamponi di superficie su mezzi di trasporto e stazione, che in 34 casi hanno dato esiti di positività con presenza di materiale genetico riconducibile al virus. Questo particolare aspetto non è stato rilevato in Friuli Venezia Giulia. Alla vigilia della ripartenza in presenza della scuola dell'infanzia primaria e primo anno della secondaria, questa mattina nella frazione di Cisterna di Coseano si è tenuta una manifestazione pacifica da parte di alcuni genitori contro la didattica a distanza. Si tratta di famiglie con figli in seconda e terza media che questa mattina si sono ritrovati nel parcheggio esterno alla scuola a distanza di sicurezza, in piedi, fuori dalle auto, come se aspettassero i figli all'uscita di scuola. La protesta non è nei confronti né del comune né del dirigente scolastico, ma in particolare contro le decisioni del governo centrale di mantenere in DAD le classi dei loro figli. Siamo in chiusura, subito dopo la pubblicità. Appuntamento con A Voi la Linea. Grazie per l'attenzione e buona giornata.